Faccia il discorso complessivo sulle tecnologie satellitari, cosa possono utilmente... Principalmente non siamo stati abituati a immaginare l'immagine satellitare come una fotografia presa dall'alto e null'altro. Non abbiamo mai pensato a cosa ci può essere dietro un'immagine satellitare e dietro cosa c'è. C'è tutta una serie di informazioni che possono essere elaborate, ovviamente con le competenze specifiche, per trarre dei risultati specifici. Esempi pratici. Una visione ovviamente dal punto di vista normativo del territorio del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'amianto diffuso sul territorio, capire quali sono le coperture ancora presenti in amianto che devono essere bonificate. Questo è possibile farlo con immagine satellitare senza nessun tipo di impiego di mezzi e di persone sul territorio diretto. Per quanto riguarda l'agricoltura, come prima accennato anche dai ragazzi, si sono portati avanti degli studi specifici nell'ambito... Ragazzi in senso stretto vuol dire? Sì, in senso stretto, un po' più stretto, un po' più stretto, sì. Coetanei. Abbiamo parlato di vitivinicoltura. Cosa facciamo con le immagini? Riusciamo a capire il vigore vegetativo delle viti, riusciamo a capire lo stress idrico del terreno. Con intervalli programmati e passaggi per quanto riguarda il satellite riusciamo ovviamente a vedere l'evoluzione e l'involuzione di un determinato vitigno. Curiosità personale, ma ci sono dei filtri che permettono di colorare diversi... No. Più che filtri, l'immagine satellitare acquisisce delle informazioni su vari spettri, ovviamente, di luce. Questi spettri di luce hanno delle informazioni specifiche, infatti, e queste informazioni specifiche vengono elaborate dai software ad hoc o vengono creati dei modelli appositi per individuare quel determinato evento, quella determinata forma, quel determinato elemento. Ecco, mi tolga una curiosità, dall'alto troviamo delle discariche irregolari. Noi possiamo sapere cosa c'è dentro? Noi possiamo sapere non tanto cosa c'è dentro, ma riusciamo anche a individuare il posizionamento esatto e riusciamo a individuare anche la discarica se parliamo anche di substrato nell'ordine del metro, quindi anche se eventualmente coperta o tombata, per dire. Ho capito, molto interessante. Inoltre, se posso aggiungere, si sta ampliando proprio questa tecnologia nel contesto proprio della programmazione territoriale, soprattutto nel ramo urbano. Facendo cosa? Andando a studiare proprio le influenze che ha la vegetazione all'interno di un contesto urbano, che può ovviamente comportare degli sbalzi nell'ambito della salute per quanto riguarda i cittadini stessi. Ci sono parti di città che vengono surriscaldate, derivate ovviamente dalla cementificazione. E si può delineare ovviamente quali sono magari i rioni oppure le circoscrizioni che presentano particolarmente questi problemi e quindi attivarsi per agevolare proprio la qualità della vita del cittadino stesso. Ho capito, ma anche il mercato immobiliare. Anche il mercato immobiliare. Ho sempre questa fissa dell'applicazione. Anche il mercato assicurativo, eventi che accadono che non possono essere determinati sul momento, si fa ricorso di immagine passata, si vede cosa è successo in quella data, se ci sono stati dei sversamenti particolari, se ci sono stati degli eventi naturali che hanno provocato grandine, ad esempio, delle distruzioni ampie su campi agricoli, riusciamo a capire quanto è stato realmente danneggiato e quindi quantificare, ad esempio, un rimborso.